Agostini e AMZ presentano Gioca e suona con Cristina. Il ritorno di Lupo di Mare. Pagina 81. È passato molto tempo da quando abbiamo inviato il nostro messaggio nella bottiglia. Già, e qui siamo più isolati di quando eravamo sulla Luna. Almeno lì c'erano i telefoni a gettoni lunari. Potremmo tornare con Rambo. Venerdì gli sta costruendo una bellissima zattera. E lei si metterebbe su una zattera guidata da Rambo. Chissà dove andremo a finire. Se ci troviamo su quest'isola è proprio grazie a Rambo. Cristina, non vedo più Cirillo. Deve essere nella capanna di venerdì. Era molto stanco. Si sarà addormentato. Andiamo a vedere. Infatti si è addormentato, ma prima ha pensato bene di mandare a spasso le sue orecchie. Pagine 82-83. In vista dritta uno strano uccello. È vero, non è il solito gabbiano. È di una razza sconosciuta. Avvisiamo il nostro uomo. Passatemi il cannocchiale. Ma quello non è un uccello. Quelle sono le orecchie di Cirillo. Aperto subito l'ammiraglio. Oh, sì, ha ragione Nostromo. Quelle sono le orecchie di Cirillo. Mi sembra molto strano che siano arrivate così lontano. Dobbiamo seguirli. Forse i nostri amici di Gioca e Suona hanno bisogno di aiuto. Dia subito ordine di fare rotta nella direzione delle orecchie. Arrivano, sono le navi dell'ammiraglio. E quelle sono le orecchie di Cirillo. Evviva Cirillo! Bravo! Oh, per tutti, mamma! Cosa succede? Cosa ho fatto? Bravo, Cirillo. E questa volta non me la sento proprio di rimproverarti. Dobbiamo a te la nostra salvezza. Solo questa volta? Caro ammiraglio, la vedo con grande piacere. Avevamo perso ogni speranza. Ah beh, dovete ringraziare il vostro Cirillo. Le sue orecchie ci hanno guidato fin qui. E queste isole non sono segnate sulle carte nautiche e nessuno vi avrebbe mai trovato. Allora, preparati i bagagli, si parte! Nel frattempo approfitterò della vostra radio di bordo per mettermi in contatto con la redazione di Gioca e Suona. Ordino che per festeggiare l'arrivo dell'ammiraglio Lupo di Mare e per salutare la partenza dei nostri amici di Gioca e Suona, che però hanno promesso di venirci a trovare presto, si faccia una grande festa. Ciak si suona, si canta e si balla. Cirillo,
sono curiosa di sapere cosa ti hanno raccontato le tue orecchie. Hanno fatto un lungo viaggio sul mare, perciò chissà quante cose hanno udito. Sì, è stato un racconto bellissimo. Ah, mi è venuta un'idea favolosa. Il capo può far illustrare da Filippo tutti i suoni uditi dalle orecchie di Cirillo nel loro lungo viaggio. I bambini, ascoltando la cassetta, dovranno indovinarli e scrivere la loro esatta sequenza in fondo a pagina 83, negli spazi numerati. Ma attenzione, perché i disegni non sono presentati nell'ordine giusto. Sarete voi, bambini, a mettere un po' di ordine in queste pagine. Allora, Camilla, hai riconosciuto i vari suoni? Sì, Cirillo, le tue orecchie hanno trovato prima un forte vento, poi hanno incontrato un gruppo di gabbiani, quindi è scoppiata una violenta tempesta. Ad un certo punto è mancato poco che le orecchie finissero in acqua, ma sono state aiutate da un gruppo di delfini e finalmente hanno trovato le navi dell'ammiraglio. Pagina 84. Ammiraglio, non vedo l'ora di essere a casa. Durerà ancora molto la navigazione. Anche se queste navi sono veloci, il viaggio è ancora lungo. Ma non sarebbe possibile viaggiare un po' più in fretta? Ah, un mezzo ci sarebbe. Navi in vista! Riesce a distinguere di che nazionalità sono? Lei non ci crederà, ammiraglio, ma quelle sono le navi di Solfa Morgan! Come avrà fatto a trovare questa rotta? Comunque sia, tutti ai posti di combattimento. Credete che avrà ancora il coraggio di attaccarci dopo l'ultima lezione? Non lo so. Per ora non sembra abbia intenzione di avvicinarsi troppo. Ma è meglio stare allerta, non voglio farmi cogliere di sorpresa. Ammiraglio, poco fa lei stava parlando di un mezzo più veloce. Sì, stavo appunto dicendo che ci sarebbe una possibilità. Noi dobbiamo arrivare al più presto per completare il nuovo numero di Gioca e Suona. Allora non resta che mettere in mare le semicrome. Sono velocissime, anzi, mi è venuta un'idea. Mentre noi fronteggiamo Solfa Morgan, voi potreste raggiungere rapidamente il porto più vicino e da lì in aereo arrivare a casa. Nostromo, faccia mettere in mare le semicrome. Le semicrome sono in mare, signore! Arrivederci a presto! Arrivederci e grazie! Arrivederci! Pagina 85. Queste semicrome, rispetto alle nere, sono veramente veloci. Ascoltate un po' che differenza.
una nera. 4 semicrome. Una nera corrisponde a ben 4 semicrome. Bambini, ora sentirete 2 sequenze di suoni. In ognuna ci sono 4 semicrome. Sapreste dire dove si trovano? A pagina 85 in alto ci sono 2 file numerate A e B. Segnate in ciascuna fila la posizione in cui secondo voi si trovano le semicrome. Pronti? Io le ho segnate al numero 3 nella fila A e al numero 1 nella fila B. Bene, hai indovinato! E ora vi farò sentire ancora 3 sequenze di suoni. Questa volta dovete dire quante volte sentite le semicrome per ogni sequenza e naturalmente dove le sentite. Nelle file C, D, E a pagina 85 segnerete le posizioni in cui vi sembrerà di riconoscere le semicrome. Via! Nella prima sequenza le ho sentite una volta al numero 2. Nella seconda sequenza le ho sentite 2 volte, al numero 1 e al numero 3. Nella terza sequenza le ho sentite una volta, al numero 4. Sei diventato proprio molto bravo. Quando arriveremo ti darò un bel premio. Perché non adesso? Ma non saprei proprio cosa darti. Io sì. Ma cosa? Una bella canzone! Pagine 86-87. Le canzoni di Cristina. L'albero che ho scelto durerà. 1, 2, a lavorare tutti insieme. Gli strumenti sono pronti già, con il legno e il cemento. I disegni sono tutti qua. L'albero che ho scelto durerà un'eternità, un'eternità. Questa casa allora durerà un'eternità, durerà. Questa casa durerà un sacco di tempo. 1, 2, a collocare questi mattoni, un mattone sopra l'altro va, e la stanza sarà pronta. Prova un po' che ti riuscirà. Tastierina. Forza tutti qui a lavorare. A lavorare! Tutti quanti
Pagine 88-89. Filippo! Filippo! Avrete capito anche voi che è tornato il capo? Ti ho detto di disegnare una tombola. Capo, questa è una tombola. Io qui vedo solo Cirillo che cade in terra. Appunto, fa una tombola. Se avessi voluto farti disegnare una caduta di Cirillo, ti avrei detto capitombolo e non tombola. Per tua norma e regola, tombola è quel gioco che si fa con i numeri e con le cartelle. Lo conosci? Ah, la tombola. Poteva dirmelo subito. Filippo, mi devi disegnare una tombola veramente speciale. Sul cartellone devono essere disegnate delle caselle con degli strumenti musicali o delle situazioni sonore. Ogni casella sarà numerata, dal numero 1 al numero 20. Come si gioca? Semplicissimo. I bambini ascolteranno una serie di suoni e rumori, naturalmente in un ordine diverso da quello del cartellone. E a mano che riconosceranno i vari suoni, metteranno sulla casella corrispondente un fagiolo, oppure della pasta o un bottone. E poi scriveranno il numero della casella in alto, mettendo i numeri uno dopo l'altro. Ma come faranno a sapere se hanno indovinato? Alla fine del gioco diremo la sequenza giusta dei numeri delle caselle. Naturalmente se 2 o più bambini giocheranno insieme potranno anche fare una gara a vedere chi per primo riuscirà a coprire le caselle con i fagioli. È tutto chiaro? Allora, visto che Filippo ha finito di disegnare, possiamo farvi sentire i suoni e i rumori da indovinare.
E ora la soluzione. Se avete indovinato tutti i suoni, la sequenza di numeri che avete scritto nei quadratini è questa. 7, 10, 15, 2, 19, 11, 1, 14, 6, 5, 20, 16, 8, 3, 13, 4, 18, 9, 17, 12. Pagine 90-91. Le canzoni di Gioca e Suona. Scommetto che vi eravate dimenticati di me, ma durante l'assenza del capo qui in redazione abbiamo lavorato e preparato tante bellissime canzoncine e forse siete curiosi di sentire un po' come se la cavano le semicrome. Perciò vi ho preparato una canzoncina dal titolo Filastrocca Mattacchiona. Zigo Zago il grande mago fa ciambelle con lo spago, le cucine in un baleno per spedirle con il treno. Con il treno delle 8 parte più un signorotto che al posto del cappello porta un buco tamburello. Filastrocca mattacchiona delle 4 semicrome, senza capo e senza coda, non mi posso più fermare. Da 10 anni a Bellinzona vive una nana cicciona che pescare ancora a galla sta seduta su una palla. Quella palla colorata chissà chi ce l'ha portata, lì galleggia in mezzo al lago che non sia di Zigo Zago. Filastrocca mattacchiona delle 4 semicrome, senza capo e senza coda, non mi posso più fermare. Filastrocca mattacchiona delle 4 semicrome, senza capo e senza coda, non mi posso più fermare. Filastrocca mattacchiona delle 4 semicrome, senza capo e senza coda, non mi posso più fermare. Pagine 92-93. Le interviste di Cristina. Nikolai Rimsky-Korsakov. Sì, certo, io conosco bene Gioca e Suona. Anche i bambini mi conoscono, vero? È vero, la conoscono. Hanno sentito un suo brano molto popolare intitolato Il volo del calabrone, ma vorrebbero conoscerla meglio. Lei ha raccontato con la musica tante belle favole. Sì, mi piaceva raccontare storie di paesi sconosciuti e mi piaceva molto anche viaggiare. E con le sue musiche è sufficiente chiudere gli occhi per trovarsi nei paesi più lontani. Beh, forse lei non sa che io in gioventù avevo intrapreso la carriera di ufficiale di marina. E così ho potuto girare il mondo. Qualcosa del mio girovagare, naturalmente, e poi è rimasto in mia musica. Ascolti questo e mi dica dove le sembra di essere.
sicuramente in Spagna. E questo? In un paese orientale. E infatti è lì che si svolge la storia che ho voluto raccontare, nel misterioso Oriente. E questa è storia di Scheherazade. La prego, non facciamo anticipazioni su questa storia, perché fra poco avremo tra noi... Ma non posso dire nulla, è una sorpresa del teatrino di Willy. Non deve credere però che io non abbia mai scritto musica ispirata al mio paese. Che è la Russia. È certo però che sono sempre stato affascinato soprattutto di leggende di paesi lontani. E così ho scritto La fanciulla di neve, Sadko, la leggenda della città invisibile, lo zar Sultan. Ma non vorrei annoiarla con questi elenchi. Credo che il modo migliore di conoscere un musicista sia quello di ascoltare la musica che ha scritto. Sono d'accordo con lei. Pagine 94-95. Il teatrino di Gioca e Suona. Scheherazade. Oggi Cristina stava per rivelarvi in anticipo l'argomento del teatrino. Per fortuna si è fermata in tempo. Avrebbe svelato una grossa sorpresa. I teatri in fondo vivono di sorprese e anche il nostro, che è il più piccolo teatrino del mondo, sta in una cassetta. Anche il nostro deve rispettare le regole. Deve avere sempre pronta una sorpresa. So che la vostra curiosità è grande e non voglio più costringervi ad aspettare. Perciò su il sipario!
credete si possa vincere la crudeltà del più crudele sultano d'Oriente? Sapete come ha fatto Sherazad? La sua vita era in pericolo. Il sultano, convinto dell'infedeltà e della perfidia delle donne, preferiva, per non correre rischi, farle uccidere dopo la prima notte di nozze. Anche Sherazad, la bellissima Sherazad, doveva subire la sorte delle precedenti mogli del sultano. E come poteva salvarsi? Iniziò a raccontare una storia, a cui seguì un'altra storia e un'altra ancora, ogni sera, destando sempre più la curiosità del sultano, e andò avanti per 1001 notte. Il maestro Rimsky-Korsakov, dopo averci fatto conoscere i due protagonisti, il sultano e Sherazad, ci racconta con la musica 4 episodi delle 1001 notte. Il primo si intitola Il mare e il vascello di Sinbad. Ecco il vascello. Sentite? È lo stesso tema del sultano. Ed ecco il mare. Ma sul mare, come tutti sanno, spesso si scatenano grandi tempeste. La nave, spinta dalle onde, va ad infrangersi sulle rocce.
Così anche la crudeltà del sultano, conquistato dalle affascinanti storie di Scheherazade, si placa. Ascoltate con quale delicatezza ora si presenta. Pagina 96. Il quadro di Filippo. Non credevo che il nostro ritorno sarebbe stato accolto con tanto affetto. È stata organizzata una grande festa, dolci, musica, balli. Ma i colori? Dove sono? Oh, santo cielo, quel Filippo ne combina di tutti i colori. Oh no! Volete provvedere voi? La festa è stata bellissima. E provate a colorarla, sarà ancora più bella.